Ci troviamo in territorio di Sant'Adi e la nostra meta è raggiungere la tomba dei giganti di Barrancomannu. Le rocce, modellate dal tempo e dalle intemperie, spesso assumono forme che scatenano la fantasia. Man mano che percorriamo il sentiero, il nostro sguardo rimane affascinato dalle mille forme che assume il granito, dalle sembianze di animali, colonne che si spingono verso il cielo. Il paesaggio circostante è formato da piccole guglie di granito giallo e rosa, immerse nella vegetazione spontanea, formata da olivastri, piante di mirto e lentischio. Ecco una forma strana, la testa di un elefante con la sua enorme proboscide. Finalmente arriviamo sul luogo prescelto, la tomba dei giganti di Barrancomannu, del periodo del Bronzo Medio recente, cioè del 1300 a.C. La tomba è costituita da blocchi di granito di grandi dimensioni. Al centro dell'esedra è presente un piccolo ingresso al monumento di circa 55 cm per lato, all'interno del quale, per una lunghezza di quasi 18 metri, vi sono filari di pietre sovrapposte che convergono nella parte centrale, dando luogo alla camera funeraria. Ecco come si presenta la parte esterna della tomba. A poca distanza una grotta con tafoni di granito lavorato dal vento, probabile riparo sotto roccia durante la preistoria.